Assolutamente sì, un passaggio di testimone dopo un periodo trascorso qui a Treviso di 4 anni, un periodo assolutamente fruttuoso dal punto di vista operativo ma anche dal punto di vista umano. Sono assolutamente soddisfatto dei rapporti che si sono creati in questo periodo all'interno, naturalmente con il personale della Guardia di Finanza di tutti i reparti di questa provincia, ma anche all'esterno con le autorità con le quali c'è stata sempre una sinergia assolutamente fruttuosa che, ecco, consentitemi, si potrebbe riassumere in quello che il sindaco Conte ha chiamato come il sistema Treviso, quindi un network di cooperazione assolutamente fruttuosa tra le varie autorità per il bene di questa provincia e della collettività. Qual è l'incarico che andrà a ricoprire? Andrò a Roma ad occuparmi di affari internazionali nell'ambito della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell'Interno, quindi in ambito interforze, una direzione che vede al suo interno Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Tornando alla provincia di Treviso, quali le operazioni più complesse di questi anni, quali hanno interessato maggiormente le vostre forze? Sicuramente in questi anni mi sento di citare come operazioni che hanno comportato un maggiore dispendio di risorse, tutte quelle che hanno riguardato i crediti connessi ai vari bonus previsti dal governo per l'efficientamento energetico e la ristrutturazione delle abitazioni. Sono due i filoni principali in questo ambito, vale a dire quello che ha riguardato il super bonus 110% con un'indagine che ha visto interessati come persone offese un numero davvero importante di cittadini che purtroppo sono stati in alcuni casi severamente danneggiati da queste attività illecite, visto che oltre a non poter ristrutturare la propria abitazione, in alcuni casi si sono visti anche nell'impossibilità di poterla utilizzare, visto che i lavori sono iniziati ma non sono mai stati portati a termine, rendendo quindi inutilizzabile la loro abitazione. L'altro filone è quello del bonus facciate, che anche in questo caso insomma ha visto truffe esclusivamente ai danni dello Stato, quindi non ai danni del cittadino, ma per importi davvero ragguardevoli che superano ampiamente i 200 milioni di euro.